sono stati toccati anche i temi della Costituzione, quelli importanti che in particolar modo ci interessano, che sono quelli dell'autonomia differenziata, dell'articolo 116, e per quanto riguarda il Veneto vi dico che noi sul fronte dell'autonomia continuiamo ad andare avanti e per noi la richiesta di autonomia è ancora valida e assolutamente forte come prima. A solo una settimana dall'ultimo vertice dedicato ai Giochi Olimpici 2026, il presidente Zaia è ritornato al Quirinale, stavolta con i colleghi governatori, per il 40° dell'istituzione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l'occasione giusta insomma per rilanciare la battaglia autonomista al di là dei convenevoli, tema peraltro anticipato e trattato in mattinata anche con il leader della Lega Matteo Salvini, accanto ad altri temi sensibili. Ho parlato di progetti, uno dei progetti l'autonomia, i fondi comunitari, il PNRR e tutta una serie di partite insomma, che interessano appunto i territori, interessano la regione del Veneto nella fattispecie e ovviamente è fondamentale il collegamento a livello nazionale. Da Roma Zaia è tornato sul Covid e la campagna di tamponi prevista per l'estate in Veneto, ribadendo la posizione a favore della riapertura in sicurezza delle discoteche. Aprire i locali non è uno sfizio, ma è un dato di fatto. L'offerta turistica del Veneto, che è la prima regione turistica d'Italia con 72 milioni di presenze turistiche, non prescinde dal fatto che ci sia anche l'intrattenimento. È un comparto importante per il Veneto come lo è per l'Emilia Romagna, la Lombardia e molte altre regioni.